Allora, la domanda qual è? La domanda è questa, dammi la domanda. Allora, è molto semplice. Religione. Permettere alle donne di coprirsi interamente, compreso il volto. Sei d'accordo? Perché qualcuno sta chiedendo questo. Ci è arrivata una fotografia, una foto. Questa foto è stata scattata questa mattina in pieno centro a Pordenone, in piazza 20 settembre, a mezzogiorno. Chiedo a lei, che è il vice segretario nazionale di UGL Polizia, è normale? Ma no, la domanda è mia. No, dico, se io poliziotto vedo questa persona... Adesso le spiego. Prego. Cerchiamo di fare chiarezza su questa cosa. Appunto, perché c'è un po' di confusione, una confusione comunque che rimane ancora nella nostra legislazione, a differenza, glielo dico, della Francia e del Belgio, dove la legislazione vieta anche per ordini religiose di mantenersi coperti dopo chiaramente tutti gli attentati che ci sono stati in Europa e nel mondo. In Italia i politici, invece di parlare tanto e di fare le leggi che interessano loro in 3 minuti, non hanno ancora deciso, perché c'è un articolo del 1931, se ricordo perfetto, è l'articolo 85 della legge, attenzione, c'è una... questo Moro che vieta... Nel 75, c'è il testo unico di leggi pubblica sicurezza, l'articolo 85, che vieta l'uso, cioè il camuffarsi il volto, ma è specifico di caschi, di sciarpe, di cose, allorché queste persone sono in ambienti aperti al pubblico, in zone, in negozi chiaramente, in banche, in uffici pubblici, quindi devono essere scoperti a volto scoperto, pena nell'identificazione di una contravvenzione e di una denuncia. Poi fu ripreso nel 75, dove faceva riferimento lei, l'articolo 152 di quella legge parla esattamente della stessa cosa, della stessa procedura, della stessa... guarda caso, in Italia ancora quella volta nella legislazione di quella legge non è stato vietato l'indumento religioso. Allora alcuni politici vogliono legarsi, far capo a quella legge e dire beh, ma scusa, se io non posso entrare con un casco perché ho il volto coperto, non lo posso fare neanche se uso il burqa, e quindi devo essere autorizzato a fare cosa? A essere identificato. Il problema è che la polizia non può intervenire, sa perché? C'è una circolare del 2000 della loro a firma del Ministero dell'Interno, il capo Di Gennaro, il capo della polizia, che ha dato disposizione che i prefetti, i questori, i sindaci, quando questi vengono fotografati per il permesso di soggiorno o la carta, solo la carta d'identità, se la loro religione, devono avere il volto scoperto nella fotografia per essere identificati nel momento in cui il poliziotto può identificare. Quella persona lì può essere fermata, ma identificata, mostra la faccia, può circolare, però io posso identificare, e la loro permesso di soggiorno a volto scoperto con il capo coperto invece deve essere chiaramente la stessa persona. Bene, abbiamo speriamo di... No, purtroppo abbiamo fatto chiarezza. Sì, io spero di essere stato chiaro, ma facessero una legislazione. Guardi, direttore, posso rubarli 30 secondi? In Italia è inutile mettere polizia per le strade se poi non ci sono delle leggi speciali. È inutile, possiamo mettere 50 poliziotti, ma se non possono arrestare nessuno, auf Wiedersehen. Grazie allora, ieri, oggi e domani